Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra linea rovente. Anche oggi torneremo ad occuparci dei temi caldi del lavoro, in particolare i problemi degli LSU più calabresi, insomma un'attesa che per loro che dura da quasi 20 anni. Lavoratori, diciamo così, precari che aspettano questa stabilizzazione e molti, insomma, l'aspettano, come dicevo, da quasi 20 anni. E ne parleremo oggi con Gian Vincenzo Benito Petrazzi, che è il segretario generale della Will Temp Calabria, ma lei si occupa, intanto benvenuto, si occupa anche a livello nazionale delle politiche attive e passive, sempre per la Will Temp. Sì. Insomma, c'è tanto da dire, no? Sugli LSU e delle più calabresi, non solo su questo bacino di lavoratori, perché qua in Calabria ci sono purtroppo ancora tante vertenze ancora aperte, ci sono anche delle situazioni, no? Che destano un po' di preoccupazione. Parliamo ad esempio dei lavoratori ex mobilità in deroga, ma partiamo proprio dagli LSU e delle più. Un'attesa, dicevamo, che dura da quasi 20 anni. All'inizio il bacino era di quasi 17-18 mila persone, giusto? Sì. Oggi siamo arrivati a circa 4.700 persone. Però per loro ugualmente tantissimi. Tantissimi, chiaramente, parliamo di tutti i comuni calabresi. Ricordiamo che sono lavoratori che lavorano negli enti pubblici della Calabria, mandano avanti, no? Svolgono anche dei servizi essenziali per la comunità. Però sono in una sorta di limbo, possiamo dire così, no? Perché in effetti lavorano ma vengono pagati in nero. Fino a qualche anno fa sì, era proprio così. Lei ha detto bene, ha detto una cosa importantissima. Sono delle persone che operano nei comuni, nella maggior parte dei comuni calabresi, circa in 375 enti, ma questi sono lavoratori che offrono servizi alla cittadinanza calabrese. Senza questi lavoratori tanti calabresi non avrebbero potuto usufruire dei servizi che le amministrazioni offrono ai loro cittadini. Quando parliamo della vertenza LSU+, infatti io dico spesso che non è una vertenza delle circa 5.000 persone, ma è una vertenza dei calabresi. Sono persone che danno la possibilità ad ogni cittadino calabrese di vedere il figlio accompagnato a scuola, di trovare qualcuno dietro lo sportello all'anagrafe, di avere la buca riparata quando le amministrazioni decidono di farlo, però è il personale che sta tenendo in piedi i servizi dei comuni, degli enti locali calabresi. Eppure, quindi dicevamo, sono essenziali ormai, insomma, dopo assolutamente sì. 20 anni. Però vengono considerati, scusate anche questa espressione, quasi lavoratori di serie B, perché non hanno gli stessi diritti dei lavoratori regolarmente assunti, che hanno i contributi previdenziali e tutte le garanzie, no? Che prevede appunto un contratto di lavoro. Sì, guardi, fino a 3 anni fa era davvero così. Noi 3 anni fa, a onor del vero, anche grazie a questo governo regionale, siamo riusciti a contrattualizzare i lavoratori, i quali nei 15 anni precedenti sono stati in utilizzo presso gli enti senza un contratto di lavoro. Erano lavoratori a nero presso lo Stato, prestavano le loro attività previa un sussidio che gli passava la Regione Calabria senza un euro di contributo. Dopo 17 anni e tante battaglie, ricordo a me stesso i blocchi, ahimè, sull'autostrada, dove abbiamo creato tanti disservizi ai cittadini, i blocchi presso Villa San Giovanni, aeroporto, i tanti scioperi negli enti utilizzatori, siamo riusciti ad avviare una fase di contrattualizzazione di questi lavoratori. Una fase di contrattualizzazione che avrebbe dovuto portare alla loro stabilizzazione. Questo purtroppo non è accaduto. Noi anno dopo anno, fino al 31/12/2017, in questi ultimi 3 anni abbiamo prorogato il loro contratto a tempo determinato con l'intento e la speranza di arrivare al 1° gennaio 2018 con
un contratto a tempo indeterminato, la cosiddetta e così tanto agognata stabilizzazione. Purtroppo noi è passato il 1° gennaio. È passato il 1° gennaio, ahimè, nonostante le nostre grida di allarme negli anni passati, al 1° gennaio ci siamo ritrovati non con la stabilizzazione dei lavoratori. Un'altra proroga, insomma. Sì, un altro contratto. Certo. Che ben venga, certo, che ben venga. Meglio questo che niente, insomma. Ha detto bene, perché il rischio altissimo che queste persone venissero mandate a casa c'è stato perché come al solito soprattutto il governo nazionale non è stato attento ai problemi della Calabria. Noi oggettivamente del vero, anche grazie a pochissimi parlamentari calabresi siamo riusciti praticamente a riottenere questo contratto che per noi, che a noi non basta. Noi puntiamo ad utilizzare questo anno, questa volta davvero per la definitiva stabilizzazione di questi lavoratori. Sarà la volta buona? Sì, per noi sì. Per noi sì, perché oggettivamente non si può più, è un problema che non è più rinviabile e nessuno può pensare di speculare su queste problematiche, perché spesso e volentieri è accaduto questo. Noi ci ritroviamo di fronte a un problema del quale ne parlano un po' tutti. Io dico sempre che la vertenza LSU-LP, circa 5.000 lavoratori, è la vertenza più grossa che ci sia in Italia. Non ce ne sono aziende in Italia con 5.000 dipendenti, certo. Nemmeno al nord. In Calabria c'è questa vertenza che fa capo a questi 5.000 lavoratori, in una regione dove il PIL cresce allo 0,7, nullo praticamente. Siamo sempre fanalino di coda. Siamo fanalino di coda, siamo gli ultimi insieme al Molise. Una regione dove il lavoro non c'è, pensare di non occuparsi di 5.000 persone è follia. Il governo nazionale non deve costringere noi, il governo regionale e anche quei pochissimi parlamentari che si vogliono occupare del problema ad gridare sempre con forza e determinazione di risolvere un problema che avrebbe dovuto risolvere a prescindere. Come? Mettendo in campo quelle giuste normative che avrebbero dato la possibilità davvero da subito di stabilizzare queste persone. Quali sono? Noi le idee le abbiamo chiare al riguardo, abbiamo detto fin da subito, innanzitutto deroghe a tutte quelle normative che vincolano le assunzioni negli enti locali. I comuni calabresi sono tutti sotto organico, ahimè sono tutti in grande difficoltà economica, perché l'economia calabrese è quella che è, la conosciamo tutti, di conseguenza noi abbiamo detto che per la Calabria necessitavano delle deroghe affinché alcune operazioni, affinché le assunzioni si potessero fare. 2. Necessitano i soldi. I soldi, uno può dire, è la cosa più importante. Io ricordo, dico sempre a me stesso, ma questa è una cosa che sanno tutti, che gli LSU e gli LP calabresi pagati tramite il fondo per l'occupazione costavano al governo nazionale circa 27 milioni di euro l'anno, anche in quest'ultimo periodo che erano diminuiti. A questo si aggiungono, ci sono sempre aggiunti i soldi che ha stanziato il governo regionale, che erano circa 38 milioni, quindi erano soldi già storicizzati su questo problema, tranne se non si vuole pensare di mettere alla fame 5.000 persone. Dopo 20 anni si può anche pensare di dire... Già vivono con l'ansia, perché sì, una andate persona... a mangiare in Africa, perché facciamo l'inverso, facciamo migrare i nostri altrove, però tranne se non si vuole pensare questo, questi sono soldi che ormai debbono essere dedicati e storicizzati su questa problematica e su questa vertenza. 3 anni fa siamo riusciti ad ottenere un aumento della spesa di circa 23 milioni, portando la spesa del governo nazionale da 27 a 50 milioni. Perché 50 milioni? Innanzitutto perché 50 milioni era la cifra che 20 anni fa spendevano tramite il fondo per l'occupazione per pagare circa tutti e 20.000 lavoratori. Quindi in realtà non abbiamo nemmeno creato questo grande danno all'erario del governo nazionale. 2 perché portando la spesa a 50 milioni, in aggiunta ai 38 milioni del governo regionale, siamo riusciti a garantire a queste persone uno stipendio part-time a 26 ore che dà la possibilità a loro di portare a casa circa un 900 euro al mese. Stipendio, voglio dire dignitoso per non offendere nessuno, però oggettivamente sappiamo tutti, la povertà in Italia sono sotto le 1.200 euro.
La Calabria è una realtà dove si vive anche con meno, però 900 euro non sono tantissime, sono poche, anzi il nostro obiettivo è quello di far sì che queste persone con gli anni intanto riescano ad avere un full time e che riescano a guadagnare in più per vivere magari verso l'età pensionabile una vita Molti sono tra l'altro vicini all'età della pensione. come fanno un po' tutti. Sì, infatti noi cosa abbiamo detto in contemporanea a tutto questo al governo regionale? Abbiamo detto guarda, è vero che sono rimaste nel bacino 4.700 persone, però siccome noi poi abbiamo contezza di chi abbiamo di fronte, visto che stiamo sempre presenti, siamo in mezzo a loro, siamo nei comuni, abbiamo detto ce ne sono tanti che secondo noi sono prossimi alla pensione. Quindi fai uno screening delle persone che da qui a 3 anni potenzialmente possono andare in quiescenza e vediamo di trovare un metodo per accompagnarli alla pensione. Il governo regionale ha accettato questa nostra proposta, però come al solito molto lento nella stesura dei bandi, nell'attuazione di quanto si concorda, ancora ad oggi non siamo riusciti a mettere in campo un qualcosa che potrebbe abbassare il bacino da 4.700 unità a 4.000, per 2 motivi. Uno, perché finalmente diamo la possibilità a tante persone che hanno vissuto con tanti sacrifici di andarsene in pensione e quindi godersi la vita in maniera diversa. 2, evitiamo che accada quello che è accaduto negli anni 2008-2009, quando siamo riusciti a stabilizzare gran parte di queste persone tramite un bando regionale dell'epoca governo Lero e un bando nazionale dell'epoca governo Prodi. In alcuni comuni infatti In tantissimi comuni siamo riusciti a stabilizzare tantissime persone perché questi 2 bandi prevedevano un contributo straordinario da parte del governo nazionale fino a quiescenza del lavoratore e nello stesso tempo la Regione Calabria dava un contributo quinquennale a tutti quegli enti che decidevano di stabilizzare. Quindi in quegli anni siamo riusciti a stabilizzare migliaia di persone. Devo dire una cosa, devo fare un appunto anche a qualche amministrazione dell'epoca. Non siamo riusciti a spendere tutti i soldi che il governo nazionale aveva messo a disposizione per le stabilizzazioni. E questo va approfondito. Sì, però tornando al prepensionamento, torneremo sull'argomento. Certo. Cosa è accaduto? È accaduto che allo stesso tempo abbiamo stabilizzato tante persone prossime alla pensione, lasciando purtroppo nel precariato tanti giovani, tanti giovani. Adesso, onde evitare che ricapiti la stessa cosa, noi oltre a chiedere questo contributo straordinario con quei soldi di cui abbiamo poc'anzi parlato e delle deroghe per la stabilizzazione, stiamo chiedendo mandati in pensione prima che venga messo in campo questo bando chi oggettivamente può, o almeno chi è là vicino. E noi pensiamo che 3, non avevamo chiesto 5 di anni, però chi è prossimo 3-5 anni alla pensione è giusto che venga accompagnato in un percorso diverso rispetto al lavoro stabile che oggettivamente è un qualcosa così desiderato e agognato da tanti giovani che vivono questa condizione di vero malessere. Io la devo interrompere perché abbiamo una telefonata intanto. Okay. Pronto? Pronto, buongiorno, salve. Salve, da dove ci chiama? Io sto chiamando da Soriano Calabro, con precisione. Benvenuto intanto in questa trasmissione, da Soriano. Ah, ok. Sì, da Soriano Calabro. Prego. Mi chiamo Giovanni, molto piacere, grazie di queste situazioni che fate, insomma. Ascolti, io avevo una domanda che ce l'avevo a cuore, per dire la verità. Sì. Se è possibile. La faccia, poi vediamo se possiamo rispondere. Io sono tirocinante. Sì, altro... Cioè ex mobilità in deroga. Il signore che sto vedendo mi sembra che è informato della situazione. Certo. Allora, siccome io personalmente ho finito giorno 5 gennaio, ero in un comune qui vicino del mio paese, va bene? Sì. Quindi 6 mesi. Nel 2015 ho lavorato al Parco delle Serre, pure 6 mesi. Ha lavorato al Parco Però, delle Serre 6 mesi, ha finito adesso sì, a gennaio questo tirocinio, giusto, nel comune? Sì, allora nel 2015 ho lavorato 6 mesi. Sì. E adesso a luglio ho fatto altri 6 mesi, da luglio fino al 5 gennaio. Sì. Però a distanza sempre di quant'è la cosa di 2 anni. No, sì, quanto dopo 2 dobbiamo anni. aspettare per fare un altro tirocinio e poi forse
abbiamo qualche santo in paradiso, noi tirocinanti. Posso chiederle, se non sono indiscreta, quanti anni ha? Io quanto anni ho? Sono del 76. Quindi giovane, insomma, 76, Sì. giusto? Quindi, insomma, 76, sì. giovane. Giovane. È anche La giovane. sento poco però, signora. Se ci ascolta attraverso la cornetta del telefono, non so se lei vuole sapere se ci sono altre possibilità, quindi esaurito quel... Se è possibile, per il nostro futuro, non lo so io che cosa dobbiamo fare, poi dicono che magari dobbiamo partire fuori, andare di qua, andare di là, ma io vorrei stare qui se è possibile, perché Certo. io qua non posso uscire fuori. Certo, il diritto di ogni calabrese rimane nella propria terra. Non so Io se... ce l'ho nel cuore la Calabria, il meridione, io ce l'ho volendo il lavoro fuori, avrei le possibilità, però se sarebbe con noi la regione sarebbe una cosa molto bella, perché il lavoro ci sarebbe secondo me, della mia ignoranza il lavoro secondo me c'è, ma non è che possono aspettare ogni 2 anni per avere diritto a queste... A 6 mesi un anno, 6 mesi un altro anno, poi nel frattempo una come si persona va non avanti? può stare bene fisicamente e moralmente, non può stare bene, avete capito signore? Certo. Voi siete una mamma di famiglia, questo signore mi sembra che pure, voglio dire, una persona abbastanza, vi ringrazio. Voglio dire. Posso chiederle un'altra cosa, sempre se non Sì. sono indiscreta? Abbiamo capito, insomma, c'ha più o meno 40 anni, insomma molto giovane. Lei ha 76. famiglia, figli, moglie? Allora io sono separato. Comunque, Sono insomma... separato. Purtroppo sono separato. Ok, non so se voleva aggiungere qualcosa Petrassi, se voleva chiedere altro prima di dare la risposta. Quindi abbiamo capito, insomma, la situazione ringrazio. di oggettiva difficoltà. Noi ringraziamo lei per averci chiamato. Se ci ascolta attraverso la cornetta del telefono... Io ringrazio a voi, vi ringrazio a voi che c'è qualcuno che si interessa per la nostra situazione. Al corrente, diciamo, quello che sto vedendo dell'LSU, insomma, e voglio dire una bella, buona cosa anche per altri padri di famiglia, padri e mamme di famiglia che sono anche le sue donne. Certo, però almeno per i tirocinanti, se si possa fare qualcosa, signora mia, non lo so. Allora, grazie intanto per aver telefonato. Situazione purtroppo che in questa nostra terra si vivono quotidianamente, persone che non hanno un lavoro, che lavorano 6 mesi, un anno, poi stanno fermi un altro anno, c'è l'opportunità di partecipare al tirocinio, si fanno altri 6 mesi e poi tutto finisce. Allora, questo signore diceva, ma noi avremo la possibilità un giorno di lavorare nella nostra terra senza andare avanti così a macchia di leopardo, no? Con il lavoro fatto a macchia di leopardo, un giorno sì, insomma. È vero. Guardi, le dico, noi abbiamo parlato finora della vertenza LSU+, che è una vertenza importante, Certo, di persone che anche se a nero hanno lavorato, per le quali noi continueremo a lottare fin quando non otterremo la definitiva stabilizzazione. Poi c'è un mondo in Calabria, un mondo di persone che il lavoro non l'hanno mai conosciuto, troppi disoccupati, tanta gente che il lavoro l'ha perso e non è riuscito ad essere inserito nel mercato del lavoro, tipo il signore che ahimè ci ha chiamato. Io scherzando ho detto che è giovane perché anch'io sono del 76, in realtà un uomo a 40 anni che non ha un lavoro non è un giovane, è un uomo che aveva un dramma. Quindi a 40 anni una persona deve avere un lavoro tranquillo, stabile, per mantenere la propria famiglia. un progetto di vita non si può fare. Un progetto di vita non lo può fare. Il lavoratore in questione è io ho capito, è un tirocinante, ex lavoratore in mobilità in deroga. La mobilità in deroga, ahimè, in Italia si chiude il 4 agosto del 2014, manda a casa migliaia e migliaia di persone in Italia. Noi anche a questa scelta del governo nazionale, contro questa scelta del governo nazionale scendiamo in campo, ahimè il governo ha continuato avanti per la sua strada. In Calabria ci siamo inventati con il governo regionale i tirocini che avrebbero dovuto dare una boccata d'ossigeno. Ma anche lì i problemi non sono mancati. Anche lì i problemi non sono mancati. Cosa accade? Accade che innanzitutto partono con un ritardo abissale. Una volta partiti con un ritardo abissale, ad oggi la Regione Calabria ha difficoltà nei pagamenti.
per problemi fra convenzione con INPS e il resto del pianeta della burocrazia italiana. Ma soprattutto questi tirocini sembra che non siano bastati per dare le giuste risposte a chi giustamente, come diciamo anche noi, vuole andare un po' oltre. Perché noi adesso cosa stiamo chiedendo anche per queste persone? È per chi un lavoro non l'ha mai avuto, perché bisogna pensare anche a questo. Innanzitutto che si mettano in campo delle politiche serie per il lavoro, perché adesso bisogna iniziare a parlare di lavoro, quindi che si crei un percorso anche per quelle aziende che semmai una risposta la possono dare, perché il lavoro non si crea per magia, non c'è un pulsantino che si preme. Ci vogliono investimenti. Ok, ci vogliono investimenti, o bisogna fare in modo che, o bisogna canalizzare dei grossi investimenti nella nostra regione, cosa che onestamente è mancata sia da parte soprattutto del governo nazionale, perché un governo nazionale che guarda con attenzione la regione fa in modo che in quella regione anche le grandi aziende investano. Questo in Calabria non accade. Poi possono venire a raccontarci la qualunque, che hanno aperto l'autostrada, che hanno aperto una caserma dei carabinieri. Non sono queste le cose delle quali ha bisogno la Calabria. La Calabria ha bisogno di un'attenzione particolare, visto le condizioni socio-economiche in cui si trova, ha bisogno di attenzione particolare del governo nazionale, che deve canalizzare le grandi aziende con delle leggi speciali, anche trattando con queste affinché le stesse investano e diano lavoro alle persone. Nello stesso tempo, questo insieme anche al governo regionale, che ahimè non sta facendo quello che noi tutti ci aspettavamo, devono aiutare le aziende che in Calabria ci sono, almeno quelle che hanno anche un mercato extraregionale, perché spesso e volentieri si aiuta la bottega sotto casa che fa concorrenza al suo vicino, al negozietto che gli sta a 10 metri, quindi lui assume un dipendente e il negozietto che gli sta a fianco ne licenzia 2. Il mercato in Calabria, il mercato interno questo è. L'economia dei calabresi è un'economia povera, abbiamo un reddito pro capite che è il più basso in Italia, quindi o si inizia a pensare che i soldi in Calabria debbono entrare cercando di aggredire mercati che vanno oltre la nostra regione, o altrimenti ci pigliamo solamente in giro. Certo, anche sostenere le imprese che coraggiosamente hanno resistito anche negli anni della resistito crisi. E che stanno provando anche ad investire, più che a investire stanno provando a vendere i nostri prodotti fuori dalla nostra regione. Però c'è bisogno della vicinanza concreta. Sì, no? sì, la vicinanza concreta, solo così si può creare vero lavoro. E noi cosa diciamo? Che bisogna mettere in campo, è inutile adesso fare qui l'elenco della spesa, mettere in campo tutte queste azioni affinché quando appena detto accada. Pensando anche una cosa, che tante persone nel frattempo che questo accade non vivono d'aria. Certo. Quindi bisogna trovare anche una soluzione economica, che può essere un tirocinio, un sostegno, qualcosa, per tutte, si parlava un tempo del reddito di cittadinanza, che dia la possibilità a queste persone di sopravvivere. Perché altrimenti ci pigliamo in giro. Io in una riunione in regione dissi una volta al Presidente: guardate che se voi non pagate le persone che hanno diritto a un sostegno al reddito o che hanno diritto ad essere pagati a seguito di un tirocinio effettuato, rischiate di sponsorizzare l'illegalità, perché una persona che lavora e non viene pagata deve vivere, e se una persona onesta va a lavorare a nero, è un'affermazione forte, se una persona che non è onesta va a rubare. Cioè, non è che noi possiamo pensare che chi non lavora e chi non guadagna e chi non percepisce un euro viva di aria. Se c'è un nonno, un genitore, se c'è qualcuno che... Sono i veri ammortizzatori sociali. Che sono i veri ammortizzatori sociali, allora forse a pranzo riesce a mangiare qualcosa, perché di questo si tratta. Sì, mettere insieme il pranzo altrimenti con la cena. Ci dobbiamo fermare ci... pochissimi istanti perché devo dare la linea alla regia, ma torneremo tra poco in studio per ancora analizzare questi temi davvero molto caldi del lavoro. Tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare con Gian Vincenzo Benito Petrassi, lo ricordo, è segretario generale della Wiltemp Calabria. Insomma, i temi
del lavoro, il lavoro che non c'è, il lavoro precario, beh, in questa nostra terra se ne parla davvero da tantissimi anni. Abbiamo iniziato questo discorso con gli LSU, LPU, la lunga attesa di questi lavoratori che ancora vanno avanti di proroga in proroga. A proposito, non tutti i comuni hanno firmato ancora i contratti per quanto riguarda gli LSU, LPU. No, ahimè no, e questa è una cosa che ci rammarica, perché è vero che in legge di stabilità hanno inserito una norma che poteva essere fatta meglio, diciamo così, però questa ormai è, e in visione di questa noi ci aspettavamo che tutti i comuni in Calabria ricontrattualizzassero i lavoratori. Anche perché si dice sono indispensabili per far Sì, funzionare poi il comune. Io voglio essere anche polemico e forse un po' antipatico, però spesso e volentieri, come dicevo prima, su queste problematiche tutti si riempiono la bocca, sono tutti vicini ai lavoratori, sono tutti però quando poi si tratta di fare qualche azione per loro non tutti si muovono nella giusta direzione. Ma perché non firmano? Temono di dover accollare l'onere, il costo di questi lavoratori? Hanno paura, soprattutto i segretari comunali, hanno paura che i lavoratori, visto che in Europa c'è questa direttiva europea che prevede che nelle pubbliche amministrazioni non si possa avere un contratto a tempo determinato superiore ai 36 mesi, quindi hanno paura che i lavoratori si possano rivalere utilizzando nei confronti dell'ente utilizzando questa norma. In realtà proprio così non è. Uno, perché nella pubblica amministrazione ormai non ci si può più rivalere chiedendo la stabilizzazione, l'assunzione a tempo determinato, ma ci si rivale chiedendo praticamente delle mensilità. Qua stiamo parlando di casi che fluttuano fra le 2 e le 12 mensilità e io sfido chiunque, io penso che a dirmi il contrario, non ci sarà un lavoratore che rinuncerà al suo posto di lavoro per avere in cambio 2 o al massimo 12, cioè i lavoratori, che sia ben chiaro, puntano ad avere un lavoro, non ad avere un risarcimento da parte dell'ente utilizzatore, quindi è una paura infondata. Infatti noi siamo stati costretti, devo dire, grazie al prefetto di Catanzaro che coordina tutte le prefetture della Regione Calabria, ad avere un incontro con ANCI e Regione Calabria carenti in questo, perché noi ci aspettavamo che ad fare questo incontro anche con noi fosse lei a promuoverlo, invece siamo stati costretti a chiederlo alla prefettura di Catanzaro che subito, tempestivamente, si è messo in campo per raccordare tutti. Comunque in quell'incontro concordiamo con Regione ed ANCI che la Regione Calabria avrebbe chiamato quei pochi comuni che erano rimasti, erano di 30 comuni sì, a livello poco meno di 30, li avrebbe chiamati per affrontare, questo bisogna dare atto alla Regione, per affrontare singolarmente con gli stessi tutte le difficoltà che si possono immaginare. Noi cosa abbiamo detto però, in maniera molto schietta come Will, abbiamo detto che i comuni facessero la loro scelta, di sicuro quei comuni che non vogliono contrattualizzare non possono continuare ad utilizzare i lavoratori, vuol dire che ne dovranno fare a meno e vuol dire anche che dovranno fare a meno anche di quei comuni che tramite tirocinio la Regione Calabria manda in quegli enti. Nessuno può pensare, nessuno pensasse che manda a casa gli LSU LPU ed prova, facendo anche clientela in alcuni casi, a reclutare nuovo personale a proprio piacimento. No. Affrontasse poi i suoi cittadini, quel sindaco, non offrendo i servizi che finora ha offerto, come dicevamo prima, grazie agli LSU LPU e anche ai tirocinanti. Quindi stessero attenti nelle scelte che fanno, perché è troppo bello dire che si affianca ad una persona quando non si deve vedere nulla e poi quando si può fare qualcosa voltarsi dall'altro lato. Noi li capiamo anche i sindaci, capiamo le difficoltà che hanno avuto in questo momento, però questo è anche il momento in cui bisogna stringerci tutti quanti insieme, contro i lavoratori e insieme lavorare, insieme al Governo nazionale e alla delegazione parlamentare che verrà eletta il 4 marzo, lavorare affinché si faccia una vera norma per la stabilizzazione degli LSU LPU calabresi. Lei Questa è stato volta molto tutti chiaro insieme. nella prima parte perché ha detto si dovrà chiudere questa partita entro il 2018. Sì, noi contiamo sul fatto che si chiuda entro il 2018.
Ma non si può pensare di utilizzare questo bacino anche come un mezzo bacino elettorale, perché ogni qualvolta poi ci sono le elezioni si prova, ci si inventa qualcosa ad per dire utilizzare un po' sì, così. adesso basta. Queste sono persone che hanno diritto a un lavoro stabile. Dopo 20 anni un lavoratore, un padre di famiglia deve potersi comprare un frigorifero tramite una finanziaria. Ecco, anche perché non si può accedere al credito. Non si può accedere al credito, sì, Non, non si può accedere al dai credito. garanzie. No, le garanzie sono i soliti genitori, nonni o fratelli, basta, bisogna dare dignità alle persone e la dignità alle persone gli si dà in questo modo, tutto il resto sono chiacchiere. Intanto sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuta intanto, prego. Grazie a voi. Niente, io volevo fare una domanda al suo ospite, perché dica. purtroppo ho acceso adesso il televisore, quindi... Gian Vincenzo Benito Petrassi, che è il segretario generale della Wiltemp Calabria. Grazie, niente, io volevo fargli una domanda. Sì. Io sinceramente di questi ragazzi che si chiamano LSU, non lo so, non li vedo, diciamo. In che senso? Quando da noi, io abito in un paese che non posso dire, e in una frazione, che siamo più vicini a Cosenza, si vedono solamente una volta all'anno a pulire, quando c'è la festa patronale. E mi può spiegare come si possono assumere queste persone? Se ogni volta che c'è una cosa mandano quelli che proprio i comuni, mandano, non lo so, non posso dire determinate situazioni. Cioè, a me sinceramente mi dispiace per loro, però è stata la politica che li ha messi in questa situazione. E poi voglio dire, quando ci sono le cose che devono pulire, devono fare, no, non si vedono mai. Le strade tutte piene di erba, tutte le cartacce, non lo so, mi può spiegare un po' lei? La ringrazio. No, Buon grazie a lei, però pomeriggio. chiaramente deve essere anche l'amministrazione, no, che deve dire al lavoratore: tu hai questo compito. Io l'ho visto una volta all'anno queste persone, adesso non si trovano più. Non so dove sono andata a finire, a percepire uno stipendio, voglio dire, un padre di famiglia che sta a casa con figli senza lavoro, cioè mi sembra un pochino azzardata la situazione, perdonatemi. Signora, guarda, non tutti gli LSU non fanno nulla, perché se... no, io non ho detto tutti, io no, abito in un comune che non posso, chiaramente diciamo... se ci sono delle situazioni, come lei sta dicendo, quello che sta denunciando lei, è chiaro che si devono fare dei controlli. Io stamattina ho visto delle persone che sono state in un comune, che passeggiavano, cioè, ma dove sta scritto, voglio dire, questa situazione? Certo, cioè, a me mi sembra un pochino strano, voglio dire. No, chiaramente quando ci sono queste situazioni devono essere denunciate e devono scattare i controlli, è giusto, Petrassi? Perché... purtroppo i controlli dovrebbe intervenire la Guardia di Finanza, purtroppo, dovrebbero farlo, se ci sono queste situazioni, così come il dipendente diciamo, assunto che magari timbra e va via, oppure insomma solo sulla carta e sul posto di lavoro, e parliamo anche di quelle persone assunte che hanno un contratto, che hanno i contributi, invito chi di dovere a fare dei controlli. Bisogna fare chiaramente... dobbiamo pagare pure tutti noi quanti. Certo, però bisogna fare i controlli, ma non bisogna fare quello che sto dicendo di tutta l'erba un fascio, perché chiaramente se ci sono delle persone che magari si comportano in questo modo, il comportamento va denunciato e sanzionato. Chiaramente parliamo di lavoratori precari, ma anche lavoratori... Senza se, senza ma. Ecco, chiaramente. Però non bisogna dire... non fanno nulla. Io dico sempre una cosa, che il lavoratore è un uomo come tutti gli altri, quindi ci sono dei bravi lavoratori e dei pessimi lavoratori, come ci sono dei buoni imprenditori e dei pessimi imprenditori, così come ci sono dei buoni politici, perché noi oggi abbiamo l'idea che chiunque faccia politica fa male, non è così. La politica è la cosa più bella che ci possa essere, è partecipazione alla politica, e poi su questo, se lei vuole, ci torniamo. Così ci sono dei lavoratori che fanno anche male, ma c'è chi che è preposto al controllo dei lavoratori, e se c'è un'amministrazione che gestisce male quei lavoratori o non li controlla, intanto il cittadino fa bene a lamentarsi nei confronti di chi ha eletto e deve controllare e gestire praticamente quel lavoratore. E se c'è anche un'adempienza da parte del lavoratore, fa bene a denunciarlo, perché no? Anche alla Guardia di Finanza. Certo. Io penso però che del genere sono molti di più quelli che lavorano, però e poi, si danneggiano anche quei lavoratori che in effetti vanno... A prescindere da questo, dal fatto che ce ne LSU e le più, chi ne ha più ne metta. Perché insomma poi abbiamo raccontato anche come giornalisti degli episodi che sono avvenuti un po' in tutta la Calabria, ma in tutta Italia,
Italia succede, non è soltanto un episodio, cioè non sono comportamenti soltanto della Calabria, i furbetti del cartellino, ma quelli sono lavoratori assunti. Quelli sono lavoratori assunti, nei confronti dei quali poi la magistratura apre un'indagine, certo. poi da capire se oggettivamente quei lavoratori hanno una colpa o meno. Se mai dovessero scoprire o certificare che c'è una colpa, quei lavoratori è giusto che vengano penalizzati. Sicuramente, però non bisogna dire nessuno lavora, o questo no. E né giudicare a prescindere da... Certo, poi bisogna, chiaramente il cittadino deve sapere, no? Deve conoscere, deve segnalare. Conoscere, deve controllare. Certo, e poi eventualmente ci E sarà... in funzione di questo anche scegliere, dico io, riferendoci alla politica. Telefonata, pronto? 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 Abbiamo la telefonata? Pronto? Caduta la linea. Un'altra cosa, un discorso che è rimasto un po' a metà, lei mi ha detto nella prima parte, insomma non tutti i soldi per la stabilizzazione nel 2008-2009, perché sì, ricordiamo partiamo da quasi 20.000, 18.000 sì, lavoratori, siamo arrivati a 4.700, molti comuni hanno stabilizzato questi lavoratori, però non tutti i soldi sono stati spesi. Che fine hanno fatto questi soldi? Sono tornati indietro? Sono tornati indietro. Come dicevo prima, in quegli anni il Governo nazionale stanzia un contributo di circa 9.200 euro per ogni singolo lavoratore nel momento in cui lo stesso viene stabilizzato, annui fino a quiescenza dello stesso. La Regione Calabria affianca a questo contributo un fondo quinquennale. In realtà là, in quel periodo, i comuni sotto i 5.000 potevano assumere tutti, perché c'erano tutte le regole possibili, le deroghe, scusi, possibili e immaginabili. Avevamo ottenuto tutto quello che volevamo, purtroppo solo per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Ahimè, vi sono stati dei comuni che, nonostante potevano, non hanno fatto. Ecco perché le dico che è grave quando poi qualcuno predica bene e razzola male. Certo. Lì la colpa è di quegli amministratori, né più né meno, perché poi la scusa per non fare qualcosa la troviamo tutti, è perché doveva mettere un euro, è perché di solito c'è qualcuno che in passato diceva o li prendo tutti o nessuno. Questo è un modo per dire nessuno. Cioè, vuol dire che si sono sprecate le risorse che il governo nazionale aveva messo a disposizione grazie alla lotta dei lavoratori e del sindacato. Tanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Okay. Pronto? Salve, da dove ci chiama? Buongiorno, chiamo da Castrolibero. Benvenuta intanto, prego signora. Grazie. Sentite, io volevo fare una domanda al signor Petrassi, dottor Petrassi. Per quanto riguarda la mobilità in deroga, sì. Mio marito si è pagato solamente, è arrivato a pagarsi i primi 6 mesi del 2016 e 2015 ad aprile scorso, ma fa un anno diciamo, e non ha percepito più nessun... com'è la situazione, non pagano più. Quanto ha preso? O dobbiamo, 3 mesi? come dire, hanno messo questo reddito di inclusione per salvarsi la faccia, non lo so. 7 mesi, insomma, poi per il resto tutto tace, signora. Non e ancora sono 2 anni che dovrebbe... Beh, i tempi lunghi, no? Insomma, le persone cioè come non fanno? è che dobbiamo vivere grazie a chi, poverini, ci aiutano. Certo, è difficile. Mio figlio alla scuola superiore, il primo anno di scuola superiore, gli ho potuto comprare solo 3 libri, ho detto tutto. No, capiamo perfettamente, queste cose non io devono volevo sapere dall'ospite in studio se pagano, non pagano più, ci sono le risorse. Quando pagheranno? Perché devono pagare. Se pagano, quando pagano? Devono pagare. Perché i tirocini, mio marito l'ha fatto, però hanno detto che i requisiti non entrava nel... Aveva fatto domanda per i tirocini formativi? Sì, non li hanno respinto perché i requisiti... Non avevi i requisiti. Che era pagato non so quale mese, quindi non entrava. Poi però sappiamo, dottore, che sempre le stesse persone, diciamo la verità, si sanno. Ma quando, chiedo scusa, c'è il rappresentante sindacale che sicuramente ne sa meglio di me, quando gli è stato detto non ci sono i requisiti, voi
Vi siete fatti consigliare da qualcuno, magari anche del sindacato, oppure avete... No, hanno detto vai, cioè che perché sennò poteva perdere anche i mesi della mobilità, non venivano pagate più, non abbiamo capito nulla. Il Però... fatto sta che Tirocini non c'è entrato e adesso da aprile scorso, ma fa un anno ad aprile, non prende più un sussidio. Io il consiglio, adesso do la parola a Petrazzi, però il consiglio che do, quando succedono queste cose, bisogna farsi sempre aiutare, assistere da qualcuno, un sindacato, insomma... Sì, non l'abbiamo fatto noi, cioè Quindi... abbiamo fatto la domanda come hanno fatto gli altri per il tirocinio e ci hanno detto che non è stata acquisita la nostra domanda perché i requisiti non c'erano. Bisognerebbe vedere un po' la documentazione. Intanto per quanto riguarda questi soldi che si aspettano da 2 anni, Petrazzi, insomma arriveranno quando? Lei ha consigliato bene, io consiglio alla signora e tutti coloro che si trovano in queste condizioni, quando si ritrovano di fronte a problemi di questo tipo, intanto li invito a venire presso i nostri uffici della UIL. C'è CGIL, CISL e GUIL che si occupa della partita. Io rappresento la GUIL e quindi noi siamo su Viale Parco, siamo a disposizione, tutte e tre offriamo servizi gratuiti sul problema. Non si paga quindi? Sì, quindi invito chiunque a venire. Io non ho capito nel dettaglio se il metodo della signora si è pagato 7 mensilità nel 2015 o... I primi lui è partito... a gennaio 2014 il suo pagamento di mobilità, l'ha presentato il 23 dicembre 2016 e si è pagato fino ai primi 6 mesi del 2016, adesso è fermo, 2015, però si è pagato ad aprile scorso, che ormai fra un anno ad aprile, e non ha avuto più nessun mensile di mobilità. Non ne avrà più. È giusto che la signora sappia che non ne avrà più. La mobilità, come ho detto prima, in Italia la chiudono il 4 agosto del 2014. Noi con i residui siamo riusciti a chi ha fatto la domanda nel 2014 a fargli pagare ugualmente il 2014 e le prime mensilità del 2015. Là si finisce, ma con dei residui degli anni precedenti. Cioè, questi 2 anni mio marito li perderà allora, cioè pure che magari non è che li perderà, la mobilità è un sostegno al reddito che ha un inizio e una fine, è come la disoccupazione, parte il 1° aprile e finisce il 30 agosto, è un periodo e copriva il sostegno al reddito il periodo che a suo marito gli hanno pagato. Ogni 4-5 mesi vedevamo i 400 euro. Poi i sui ritardi con i quali vengono pagati questi sostegni al reddito, meglio non commentare, o meglio, noi abbiamo commentato, denunciato, abbiamo anche... allora, vabbè, poi ti ho telefonato e vi ascolto, allora dobbiamo campare con questo reddito di inclusione adesso. Però signora, io le consiglio comunque di andare da un sindacato, no? Cioè è gratuito, al limite si fa una passeggiata con suo marito, va siamo a vostra disposizione. Qualsiasi sindacato. Perché poi è un controsenso, i tirocinianti l'hanno fatto e sono stati pagati, quelli che non hanno potuto andare nel tirocinio purtroppo... Perché il marito della signora, avendo fatto la domanda nel 2014, non poteva, penso che sia accaduto questo, lo dico in funzione di quello, senza guardare tutte le carte, in funzione di quello che la signora mi sta dicendo. Perché il suo pagamento è avvenuto dal 1 gennaio 2014. Perché tutti coloro che sono stati, ai quali hanno pagato il sostegno al reddito, quindi la politica passiva, nel 2014 e nel 2015 soprattutto, non hanno potuto usufruire della politica attiva, che era rivolta solo a coloro che avevano fatto la domanda in un periodo antecedente al 2014. Noi nella nostra idea, nel nostro progetto, nelle nostre proposte c'è un qualcosa che includa anche il metodo della signora, cioè che dia almeno la possibilità anche al metodo della signora di fare la domanda. Io voglio dire una cosa, che in questo periodo per quelle persone che ahimè oltre 30 non c'è nulla, non è la soluzione, non è la panacea di tutti i mali, però c'è la dote lavoro, un altro bando della Regione Calabria che prevede per gli ultra 30enni un sostegno al reddito presso quelle aziende private
e ce ne sono tante che fanno richieste, di un sostegno al reddito per lavoratore che entra in utilizzo di 400 euro al mese per 6 mesi. In più prevede anche un voucher formativo che fluttua fra le 2.500 e le 5.000 euro. Ha detto bene lei, si rivolgesse verso uno dei nostri sportelli, che noi cercheremo di essergli più utile possibile. Poi bisogna, chiaramente qui in televisione dalla televisione si Sì. possono dare consigli in linea Però generale in base a quello una cosa che si voglio viene dire, non raccontato. si aspettasse altri soldi, perché purtroppo di questo ne sono davvero rammaricato, perché ha parlato del figlio, del marito, non vivesse pensando che la regione gli desse altri soldi, perché purtroppo quel sostegno al reddito ha un inizio e una fine, anche se con ritardi infernali gliel'hanno pagato. Però il consiglio che noi diamo, quando ci sono queste situazioni, magari farsi aiutare da qualcuno che ne sa più di noi, chiaramente, no? E quindi andare in questo caso ad un sindacato, magari vedere se ci sono altre opportunità, quello che ci stava dicendo lei, insomma, per gli ultra, per chi ha superato i 30 anni, chiaramente sono dei piccoli aiuti, però meglio questo che zero. Avrebbero potuto farlo meglio, però è questo, e noi cerchiamo di offrire un servizio su questo bando e su queste opportunità. Telefonata, pronto? Pronto? È pronto, buongiorno, salve, vi chiedo scusa, io è caduta la linea prima, volevo completare il mio discorso, sono quel ragazzo di Soriano, scusate. Sì, è caduta la linea prima, forse è la zona qua da noi magari. Voleva concludere, sì, ci dica. Volevo fare un'altra domanda, se era possibile. Sì. Per quanto riguarda i pagamenti, se il signor Petrassi sarebbe così gentile a chiarirci com'è la situazione dei pagamenti, perché 3 mensilità ci sono stati pagati, però le altre mensilità, ma non tanto per le mensilità, ma pure come dovremmo andare avanti, diciamo, della situazione, ecco, questo qua voglio dire io. Certo. Non per i soldi, cioè voglio farmi... Anche per i soldi, perché voglio no? spiegare, ecco qua. Anche per i soldi, poi il punto interrogativo è Si sul vive futuro. con i soldi, Chiaramente, allora lo sappiamo, 3 mensilità sono state pagate, un Natale che insomma per queste persone... pagate dopo le feste natalizie, durante... Dopo che abbiamo finito il contratto. Cosa? Dopo, diceva? Dopo che ho finito il contratto, ci hanno pagato 3 mensilità. Sì, dopo che ha finito il contratto. Allora, sì, perché Sì, le abbiamo... altre 3 mensilità ancora non sappiamo niente. Allora, intanto questi soldi invece li devono dare, insomma. sì, questi li devono sì. dare, Devono- perché sono soldi che dovranno dare a fronte del tirocinio che i lavoratori hanno fatto. Lì i soldi in realtà, assurdo, c'erano dal primo minuto, perché noi firmiamo l'accordo in funzione dei fondi che avevamo a disposizione. L'INPS, l'ente erogatore. L'INPS blocca l'erogazione del pagamento dei tirocini perché non si trova con la Regione Calabria sui conti. Chiede alla Regione Calabria la firma di una convenzione che la Regione Calabria poteva firmare solo a seguito di una banca dati che la stessa doveva fornire all'INPS, che ancora ad oggi non gli ha fornito. Infatti noi nelle nostre manifestazioni, noi come Wilteb abbiamo fatto l'8 novembre una manifestazione con 1000 persone a Cosenza, dove abbiamo proprio denunciato questa cosa, poi ne abbiamo fatto un altro 16, l'altro giorno io ero ad Oltomonte dove parlavo ancora di queste cose. La Regione Calabria è lentissima, non si capisce davvero il perché e non si capisce cosa bisogna fare affinché capisca che deve cambiare atteggiamento, perché sono passati troppi mesi, la Regione Calabria ancora non ha fornito tutti i dati della banca dati all'INPS. Ci dicono che lo farà in questi giorni, ce lo auguriamo, perché altrimenti noi, nonostante ne abbiamo fatte tante amministrazioni, torneremo sotto la cittadella per gridare allo scandalo. Chiuso questo discorso della banca dati, chiusa il discorso della convenzione, gli verranno pagati gli ulteriori 3 mesi. Allora, noi ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione è terminato, però magari tornerà nei nostri studi perché dobbiamo seguire contentissimo di farlo. queste vicende in quanto, insomma... Con la speranza di tornare, di dare risposte migliori. Ecco, noi ce l'auguriamo, magari tornerà a trovarci. Grazie davvero a Gian Vincenzo Benito Petrassi e grazie come sempre anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.